Nel segno dell'autonomia, non tutto, non subito, ma il Veneto non può, non vuole più aspettare oltre ogni ragionevole limite. I summit romani presieduti dal premier Giuseppe Conte sembrano momenti di trascurabile utilità, ma in realtà stanno segnando dei piccoli ma importanti passi avanti. Certo, di strada ce n'è ancora. Nell'ultimo vertice a Palazzo Chigi il Movimento 5 Stelle avrebbe alzato le barricate sulla scuola e si sarebbe dichiarato in disaccordo sul passaggio di competenze dallo Stato alla Regione per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale. Gli altri temi scottanti sarebbero la regionalizzazione delle sovrintendenze e il pacchetto trasporti, dalle autostrade alle ferrovie fino ai porti e agli aeroporti. I muri abbattuti invece riguarderebbero l'autonomia sulle bonifiche e sul danno ambientale. Anche la gestione dei rifiuti sarebbe attribuita totalmente alla Regione. Sul fronte della salute sarebbe vicino il traguardo della specializzazione negli ospedali, mentre per quanto riguarda la cultura, la Regione dovrebbe avere una gestione autonoma di alcuni siti UNESCO. Allo Stato invece resterebbero i monumenti e i musei di interesse nazionale. Ci sono molti temi che abbiamo trovato anche abbiamo fatto grandi passi avanti. In materia di salute sicuramente abbiamo un punto di incontro, in materia anche di ambiente, materia molto tecnica, molto anche laboriosa, abbiamo trovato anche lì, abbiamo fatto notevoli passi in avanti nella materia poi del lavoro, anche di quello che appartiene proprio alla competenza del Mise. Abbiamo affrontato il tema dell'istruzione, abbiamo trovato anche dei grandi punti su questioni anche complesse come quelle infrastrutturali, delle competenze che sono state chieste anche dalle regioni. Insomma, molti nodi sciolti. Si punta a portare l'intesa in Consiglio dei Ministri prima della metà di luglio, ma bisogna accelerare. Ulteriori passi avanti si attendono il prossimo vertice, convocato giovedì alle 8:30 dal ministro Giovanni Tria, che dovrà provare a chiudere anche il quadro finanziario, ovviamente sotto il segno dell'autonomia.